buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. È morto dopo essersi lanciato con la tuta alare dal Monte Cimone nel comune di Chiusaforte, un australiano esperto atleta con all'attivo più di 400 salti, è deceduto ieri nelle Alpi Giulie in seguito a un salto sbagliato. A perdere la vita è stato il 35enne Matt Manting, per il quale ieri pomeriggio erano scattate le ricerche. Fatale l'impatto al suolo. Le operazioni di recupero, che sono riprese questa mattina, che grazie all'elicottero della Protezione Civile hanno purtroppo dato appunto esito negativo, e il corpo del 35enne straniero è stato avvistato privo di vita in un canale tra il Cimone e lo Iof di Goliz. La benzina torna sopra i 2 euro, i gestori delle pompe di carburante protestano: ci vergogniamo a proporre un prezzo del genere, ma ci viene imposto dalle compagnie petrolifere, e anche gli automobilisti sono sul piede di guerra. Qua la benzina ha superato i 2 euro. Purtroppo sì, è superato 2 euro, per noi è una vergogna qua, stare qua a arrivare ai clienti, no? E dicono: cosa fai così? No? Non dipende da me, dipende tutta la compagnia, ma è esagerata, non si può andare avanti così. Guadagnate poco poi. Cosa guadagniamo? 3 centesimi, con 3 centesimi io non pago solo la carta di credito del bancomat e la banca, e luce, e tutto il resto. È una cosa veramente vergognosa, non so dove andiamo a finire così. Affollamento alla stazione per cercare di accaparrarsi il prezzo più conveniente proprio in questi giorni in cui c'è stato un aumento del carburante. Si parla di 3-4 centesimi al litro solo per la benzina. Sì, un po' confermo, diciamo che noi cerchiamo di calmierare i prezzi, cercando di tenere un prezzo più basso possibile per andare incontro alle esigenze delle famiglie, visto il periodo difficile che stiamo vivendo, con i convenienti sempre bassi e fissi. Cerchiamo di fare la stessa politica qui al distributore, appunto per andare incontro a quelle esigenze delle famiglie anche sui prezzi delle benzine. Stiamo pagando anche l'aria che respiriamo, una cosa inaccettabile, perché gli stipendi rimangono fermi. Da un giorno all'altro è aumentato, lo fa sentire, nonostante ci siano super bonus, super sconti, questo non... È un palliativo e ci prendono in giro, mi dispiace. Tornare in Slovenia? Se conviene, con una macchina che ha pochi chilometri e un serbatoio di 40 litri non ci conviene. I rappresentanti degli ordini degli infermieri delle 4 province della regione si sono dati appuntamento a Udine per un confronto sulla situazione che la categoria sta vivendo. Con loro c'era anche la consigliera regionale di Cittadini, Simona Liguori. Ci aggiorna Isabella Gregorato. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo davanti alla sede della regione di Udine. In Sala Pasolini si sta svolgendo un incontro confronto tra la consigliera regionale Simona Liguori e i presidenti degli ordini professionali, degli ordini degli infermieri della regione. Sono presenti Trieste, Pordenone e Udine. In modo particolare è stato evidenziato che è necessario incentivare i giovani, partendo dal presupposto che in Friuli Venezia Giulia mancano ben 1400 infermieri. Dal canto suo il presidente dell'ordine degli infermieri di Udine, Stefano Giglio, ha parlato di evitare le soluzioni tampone per l'emergenza. Ascoltiamolo. Negli anni abbiamo sempre visto soluzioni che vivono le giornate o vivono i mezzi periodi, per cui dobbiamo cominciare a pensare tutti insieme ad un nuovo progetto strutturale che possa portare alla professione infermieristica a delle visioni di più ampio respiro e soprattutto di più lungo termine. È una professione che ha sicuramente in questo momento una scarsa attrattività e dobbiamo pensare anche ad alcuni accorgimenti proprio per cercare di ritornare ad essere quel faro per i giovani, perché si affaccino a questa professione, cercando di stimolare in loro nuove prospettive, nuovi orizzonti. Rapido esame di quella che è la situazione, facciamo il quadro di quella che è la situazione a Udine. La situazione a Udine è abbastanza critica, anche perché comunque leggete sulla stampa i problemi del piano ferie, i problemi della chiusura dei reparti. Su questo sicuramente la nostra professione si è sempre rimboccata le maniche e ha sempre cercato di trovare le soluzioni necessarie nell'immediato per cercare di dare le risposte principali ai problemi di salute del cittadino e di tutte le persone che si affacciano non solo agli ospedali ma anche al territorio e nelle residenzialità e nelle case, appunto nei domicili delle persone. Per cui la professione si è sempre resa
disponibile, sempre lo sarà, però abbiamo la necessità di sederci tutti intorno a un tavolo e a decidere che tipo di strategia adottare. Al via domani a Spilimbergo l'8ª edizione delle Giornate della Luce, il festival che celebra ogni anno gli autori della fotografia del cinema italiano contemporaneo, ideato e diretto da Gloria De Antoni, che lo dirige con Donato Guerra. Dopo l'inaugurazione ufficiale alle 18 in piazza Duomo, a Palazzo Tadea sarà aperta la mostra di Gianni Bozzacchi con il titolo Memorie Exposte, a cura di Alvise Rampini in collaborazione con il Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia. Liz Taylor, Brigitte Bardot, Grace Kelly, Claudia Cardinale e altri volti dell'età dell'oro del cinema ritratti da un fotografo di fama internazionale per la prima volta esposti al pubblico. In collegamento da Los Angeles anche il premio Oscar compositore di colonne sonore cinematografiche Bill Conti. Poi in serata alle 21 al Cinema Miotto l'attore e regista Marco Paolini dialogherà con Davide Ferrario, regista di Boys. Il festival prosegue fino al 12 giugno coinvolgendo anche Casarsa, Codroi, Pomaniago, Pordenone, Sequals e Gemona. È attesa per oggi la firma di Andrea Sottil sul contratto che lo legherà all'Udinese per la prossima stagione, facendolo diventare il nuovo mister dei bianconeri. Gino Pozzo ha sistemato tutto ed è tornato a Londra. Il tecnico piemontese, che ha portato l'Ascoli a un ottimo 6° posto in B, ha battuto la concorrenza di Semplici. La trattativa tra Udinese e Ascoli è andata per le lunghe per la questione staff, per i 6 collaboratori a libro paga del club marchigiano. Secondo la Gazzetta, Sottil potrà lavorare ancora con il match analyst Salvatore Gentile, con il collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi, ma non avrà il suo vice Simone Baroncelli, neppure il preparatore dei portieri, che a Udine è da anni Marcon Brunner, in uscita. Oggi alle 18 a Fontana Fredda, grandi campioni degli ultimi 40 anni in bianconero assieme a Zico, secondo evento della 3 giorni organizzata da Franco Dalcin, che ci racconta la filosofia della partita di oggi. Io vedo che lei in mano ha una maglietta, perché? Spiegare la filosofia di questo incontro di tutti i giocatori che siamo riusciti a mettere insieme. Sono 30-35, ma sono di prestigio. C'è gente come Olivieri, che è stato nella storia della Serie A, Suriak, c'è Mauro, insomma tutti pezzi importanti di questi 40 anni più o meno. Noi abbiamo la presunzione e l'ambizione che questo sia un incontro dei giocatori di un certo prestigio dell'Udinese, non Udinese di prima, di dopo, l'occasione di fare un gesto di amicizia, di incontrarci dopo tanto tempo, poi la sera andiamo a cena. Questo è una cosa proprio che dà il segnale di amicizia, di rapporto e di quello che vogliamo che questo evento rappresenti e faccia. Appuntamento da venerdì a Fontana Fredda alle ore 18. E ieri al Citafiera la presentazione del libro che Dalcin ha scritto con Massimo Meroi, raccontando i suoi più grandi colpi a livello dirigenziale nel calcio, un incontro che è stato condotto da Matteo Marani, c'era anche il portiere di quell'Udinese Brini e poi un collezionista udinese che è riuscito a far incontrare lo Zico di oggi con il suo cartonato di allora. Era il sogno Zico, è una cosa particolare, cioè non era solo il grande giocatore, era il sogno che tutti avevamo guardato, avevamo cercato di carpire alla TV dove si poteva vedere al Mondiale dell'82 e scoprimmo che nell'Udinese, che in quel momento cercava un po' di conquistare delle posizioni, c'era questo campione assoluto. Devo dire una cosa che mi ha colpito molto oggi è il legame che rimane, è un affetto forte. Sia ovviamente da parte delle persone che erano qui, cioè i tanti tifosi, ma anche da parte di Zico, perché l'ho visto molto commosso, molto parte di questa comunità bellissima che è la comunità friulana. Sicuramente all'inizio forse nessuno pensava a qualche cosa di grande, dico la verità, però con l'andare avanti c'era una consapevolezza e una tranquillità di scendere in campo e non dico al 100% ma di avere quella certezza di fare il risultato. Questo significa che c'era già stato un cambio di mentalità, ma al di là di questa situazione o dello Zico calciatore che tutti hanno visto, è l'uomo che sicuramente molti giovani dovrebbero imparare. Dell'onestà, l'umiltà, la passione, il sacrificio, anche la cattiveria tra virgolette
che occorre negli allenamenti durante la settimana. Questo cartonato è del 1983-84 e un signore per all'incirca una trentina d'anni lo ha conservato nel garage. Finché un giorno io da collezionista, come un gatto, l'ho preso e da quel momento è diventato il totem di ogni domenica, di ogni partita dell'Udinese. E Zico è con noi e quindi in base agli invitati la regola della casa è fare la foto con Zico. Un'estate ricca di eventi per far conoscere una delle valli più belle della nostra regione. Questo è l'obiettivo del progetto Valmeduna 2022. La Val Meduna, gioiello ambientale incluso nei territori dei comuni di Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto in Val Tramontina e Meduno, apre le porte a grandi e piccini grazie a un progetto di animazione turistica imponente messo in piedi dalle 3 amministrazioni e Concentro, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Davvero una ricchezza di attività, momenti, eventi, esperienze che siamo felicissimi di raccontare, di proporre a tutte le persone che con il cuore vogliono davvero sperimentare la montagna. Variegata l'offerta di eventi, escursioni, visite esperienziali e piccoli spettacoli legati a un mondo fantastico e fiabesco incantato proprio come lo è a suo modo la Val Meduna. E non dimentichiamo la gastronomia del nostro territorio, per cui vi aspettiamo con il cuore aperto e a braccia aperte naturalmente. Tutti insieme, veramente col cuore. È una collaborazione che è partita e che funzionerà per tanti anni e che potrà far conoscere questo meraviglioso territorio. Il territorio ospiterà anche il Trofeo Val Meduna, campionato italiano master di corsa in montagna in programma il 12 giugno, organizzato dalla Polisportiva Val Meduna e Smart Atletica San Martino. Inizia un periodo secondo me molto fruttuoso per la nostra valle che porterà tanta gente, spero, non solo dal Friuli. Ed è tutto per questa edizione del nostro TG. Tra poco c'è a voi la linea. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.